L'altro figlio è una commedia, o meglio un dramma che ancora oggi fa riflettere per tutti gli aspetti della vita quotidiana che andiamo ad affrontare. Ne abbiamo parlato la scorsa volta con l'altra compagnia che l'ha portata in scena. La Concordia cosa propone stasera? Allora, intanto propone tutta l'opera per intera, così come è scritta da Pirandello. Premessa compresa, l'opera ormai è nota, notissima, l'altro figlio è il dramma di questa donna che è stata violentata da un branco di briganti, da un brigante in particolare, e lei non vuole questo figlio, non lo vuole neanche vedere, perché gli ricorda questo bruttissimo periodo della sua vita. Ma prima ancora dell'opera ci saranno due monologhi, uno che è tratto dalla figliastra, sbaglio, uno che è il personaggio della figliastra, che non è il monologo che scrisse Pirandello sulla figliastra, è la rappresentazione del personaggio della figliastra, e l'altro è la rappresentazione dell'opera O di uno o di nessuno di Melina, di questa prostituta che assieme a due compagni di avventura, di città, perché era padovana, si trasferisce a Roma con questi due che sono impiegati in un ministero e vivono assieme. Loro ogni tanto vanno a trovarla e si fanno una vita quasi matrimoniale. Poi arriva un figlio. E di chi è? O di uno o di nessuno. Tu hai recitato Pirandello, adesso dirigi un'opera che ovviamente tutti conoscono, però viene sempre presentata magari con delle sfaccettature, delle sfumature diverse. Ma perché Pirandello ancora oggi attira così tanto il pubblico, risultando alla fine anche attuale? Perché purtroppo Pirandello non a caso ha vinto un Nobel per la letteratura. Non credo che sia stato perché era simpatico, perché era bello, alto, lungo e biondo, no, perché era bravo nello scrivere, nel rappresentare l'animo umano, le contraddizioni dell'animo umano, perché è vero, è attualissimo, perché anche oggi non ci siamo spogliati di queste contraddizioni, di queste maschere che portiamo sempre, tutti i giorni, chi più, chi meno, ma abbiamo tutta una maschera e non ce ne siamo spogliati, purtroppo. E quindi Pirandello è comunque uno scrittore, un drammaturgo da seguire. E ti dirò una cosa, più leggo di Pirandello, ci sono alcune opere che sconoscevo, ma più le leggo e più capisco qual è la sua psicologia, il suo modo di scrivere, il suo modo di interpretare la vita. Questo è Pirandello, ecco perché Pirandello, morto 100 anni fa, quasi 90 anni fa, ma non può mai tramontare. Fra 200 anni si faranno ancora le opere di Pirandello. Probabilmente quelle dei contemporanei non esisteranno più, ma Pirandello esisterà sempre. Io ho sentito personalmente persone dire: ho riletto 10 volte, 20 volte, 30 volte la stessa novella, la stessa commedia, e ogni volta ci trovo sempre qualche spunto nuovo, qualcosa di diverso. È proprio così, perché è come quando guardi un film. Allora, c'è un film che io amo moltissimo, che è una commedia di Michael Fryan. L'avrò vista 10 volte, ma ogni volta che la vedo trovo sempre una cosa di stimolante, una cosa di diverso, è una cosa molto divertente. Che c'è una compagnia, credo che sia di Firenze, che da 15 anni che la fa. Perché? È divertente, ma trovi sempre una cosa di diverso. In quel caso di divertente, nel caso di Pirandello trovi sempre una cosa trovi sempre uno spunto di vita, uno spunto sul quale riflettere. E questo è il bello di Pirandello, che ti fa riflettere.